tutti, oggi è mercoledì 6 marzo 2024. Il sole sorge alle 6:25 e tramonta alle 17:58. La luna sorge alle 3:55 e cala alle 13:11. Oggi si celebra San Coletta. Il nome Coletta è diminutivo di Nicoletta, nome che deriva dal greco Nikolaos, che significa vincitore del popolo. In un'epoca in cui la violenza, l'odio e l'ingiustizia sembrano dominare il mondo, c'è una giornata che ci ricorda che esistono anche persone che hanno avuto il coraggio di opporsi al male e di difendere i valori umani. Si tratta della Giornata Europea dei Giusti, che si celebra oggi in tutta Europa. 78 anni per David Gilmour, una leggenda del rock psichedelico. Auguri al chitarrista dei Pink Floyd, la band che ha regalato al mondo capolavori come The Dark Side of the Moon e The Wall. Ha sostituito nel 1968 il fondatore Syd Barrett, afflitto da problemi psichici, e ha contribuito a definire il sound e lo stile dei Pink Floyd. Nonostante le tensioni interne al gruppo, Gilmour ha continuato a suonare e a produrre musica di qualità, sia come solista che con i suoi ex compagni. 60 anni per Mike Melly, il manager che ha guidato Fiat Chrysler Automobiles dopo la scomparsa di Sergio Marchionne. Esperto di ingegneria e di business, ha iniziato la sua carriera nel settore automobilistico nel 2000, poi nel 2009 è diventato il capo del marchio Jeep, portandolo a un successo globale. Nel 2018 è stato nominato amministratore delegato di FCA, il gruppo che riunisce marchi storici come Fiat, Alfa Romeo e Lancia. 52 anni per Shaquille O'Neal, uno dei giganti della pallacanestro. Buon compleanno a questo fenomeno dell'NBA che ha vinto 4 titoli, di cui 3 con i Los Angeles Lakers. Shaq, come soprannominato, è stato anche un campione con la nazionale statunitense. Con i suoi 2 metri e 16 centimetri di altezza e i suoi 147 kg di peso, Shaq è stato uno dei giocatori più forti e dominanti della storia della NBA. Stretto e lungo, tutt'altro che maneggevole e per giunta molto costoso. Si presentava così il primo cellulare a debuttare nelle vetrine dei negozi il 6 marzo 1983. Paragonato ai moderni smartphone fa, un certo effetto. Eppure cominciò da qui l'era della telefonia mobile. La sfida di farne il nuovo strumento di comunicazione tra le persone fu raccolta da John Mitchell, vicepresidente della Motorola. Molti pensano che l'automobile sia il mezzo più rapido per spostarsi in città, ma uno studio mette in dubbio questa convinzione. Se tutti usassimo una macchina, il traffico sarebbe così intenso da rallentare tutti i mezzi di trasporto, compresi bici, bus e pedoni. Quest'ultimi infatti dipendono spesso dalle strade dove passano le automobili, che sono strette e congestionate. I bus poi non hanno sempre una corsia preferenziale e quindi si bloccano nel traffico come le macchine. Quindi scegliere l'automobile non è una scelta intelligente, ma egoista. E ora per tutti gli appassionati sentiamo cosa hanno da dirci le stelle attraverso le parole di Marco Amato. Buongiorno ai 12. Oggi la Luna è talmente potente e sicura di sé da riuscire ad addomesticare pure un uragano chiamato Urano e tutte le superbie di Giove con un magnifico trigono razionale. Vediamo se ci riesce. Ariete, ottimo l'intervento della Luna sui 2 pianeti che avete davanti e quindi oggi si trovano delle soluzioni pratiche molto importanti. Sarà anche possibile che riceviate i complimenti proprio per le ottime, lucide ed immediate idee che avrete in campo lavorativo. Toro, stupenda luna di trigono che dopo mesi sembra essere l'unico pianeta che riesce a gestire i 2 giganti planetari che vi fanno tanto tribolare in questo periodo, amplificando tutto Giove e Urano, scatenando una serie di imprevisti in continuazione. La luna di oggi però imparerà a farvi sorridere
di tutta una serie di avversità su cui sorvolerete in maniera molto divertente, proprio perché oramai vi siete abituati al periodo molto pieno di progetti e ambizioni, quindi stateci. Gemelli, la luna oggi è abbastanza distante da non creare nessun tipo di discronia emotiva. Infatti Marte e Venere si sentono più liberi di giocare ad essere seduttivi con voi, anche se una qualche nostalgia del lontano, la voglia di fare un viaggio, la voglia di sentire o vedere qualcuno da lontano oggi vi pervade. Cancro, luna d'opposizione oggi, ma anch'essa dotata di tutta una serie di attenuanti nei vostri confronti, che sarebbero il trigono di Giove e di Urano, che vi porta a una grande fattività a livello lavorativo. Dovete però interfacciarvi con qualcuno o qualcosa che un po' temete, ma solo emotivamente, non c'è nulla di pericoloso. Leone, giornata oggi che vi lascia un po' soli in questa metà del cielo che sembra così tumultuosa. Plutone sembra volervi dare sempre più consapevolezza, svelare piano piano tutta una serie di cose che sono sempre state sotto gli occhi perché voi non avete voluto valutare come tale. Anche al lavoro, seppure i dialoghi si sono distesi, ancora occorre partorire un'idea un po' più efficace di quella che finora avete proposto. Vergine, giornata oggi con una luna eccezionalmente a vostro favore e coinvolge pure Urano e Giove in delle soluzioni molto importanti. Non solo, oggi sembrano sorridervi anche le persone che hanno creduto un po' poco in voi e il cui punto di vista fino adesso è stato contrastante. Oggi è una giornata quasi magica, quindi tirate su un bel sospiro di sollievo. Bilancia, giornata oggi con una quadratura della Luna che però porta novità, notizie, qualche proposta di lavoro inaspettata e qualche imprevisto sulla tabella di marcia che però potrebbe risultare addirittura vantaggioso e positivo, quindi non c'è motivo di innervosirsi. Scorpione, giornata oggi che coinvolge una luna decisamente splendida. La magnificenza della luna sembra portare tutta una serie di vantaggi al vostro segno zodiacale ottimali. Indecisi un po' sull'accettare una proposta o meno, sembrate sempre più coinvolti e interessati da persone che vi propongono un di più, quindi gratificati alquanto e con in tasca un interesse sentimentale che vediamo se stavolta riuscite a gestire. Sagittario, giornata oggi con una luna di seconda casa che vi permette fulmineamente di capire dove sono gli errori e come evitarli. Bene, oggi è una giornata che vi potrebbe dare l'intuito giusto, anche se potreste rinunciare a un progetto che avevate, ma così facendo potreste evitare tutta una serie di danni. Capricorno, splendida è la luna oggi nei vostri gradi che forma due trigoni ai giganti planetari Urano e Giove, portandovi tantissima fortuna ed un avvio molto fortunato, tant'è vero che qualcuno potrebbe chiedere di salire sul vostro vincente carro in questo momento della vostra vita, e in più i sestili di Sole e Saturno che sembrano rendervi una potenza inarrestabile al lavoro. Bravi, complimenti. Acquario, giornata oggi con delle quadrature di Marte e Urano non proprio belle, anche se la Luna ce la mette tutta per mitigarle e per renderle molto più morbidi e quanto più agevoli possibili. Dovete semplicemente cercare di essere cauti e di non reagire immediatamente alle cose, perché le soluzioni durante la giornata arriveranno, soprattutto suggerite da qualcuno che vuole starvi stretto. Pesci, giornata oggi con una luna incredibilmente comunicativa che crea fortissimi aspetti, che mette Saturno, Sole, Mercurio e Nettuno tutti presenti nei vostri gradi, assolutamente sull'attenti e al vostro servizio. Bene, i punti di vista sono chiariti, gli affetti sono assolutamente rincuorati e rinfrancati. Ora che ne dite di prendere un po' di ambizione in mano e di crescere ulteriormente al lavoro? Antena Sicilia sta preparando un contest dedicato agli appassionati come te. Invia i tuoi cortometraggi o video alla nostra email dedicata, che troverai in sovraimpressione. È il momento di far conoscere il tuo talento al grande pubblico televisivo. Chi è stato l'artista che ha dato forma alla Pietà, al David e alla Cappella Sistina?
Chi è stato il genio che ha rivoluzionato l'arte del Rinascimento? Parliamo di Michelangelo, nato il 6 marzo del 1475 a Caprese, in Toscana. Era noto per essere molto orgoglioso e irascibile, tanto da litigare spesso con i suoi committenti e con gli altri artisti. Non amava lavarsi e dormiva spesso con gli abiti addosso per non perdere tempo dal suo lavoro. Ma la sua vera ossessione era il marmo, il materiale con cui scolpì alcune delle opere più belle della storia dell'arte. Guardate questa immagine, è il David, il simbolo della città di Firenze. Michelangelo lo scolpì a partire da un blocco di marmo già scartato da altri due artisti perché lo ritenevano troppo fragile. Eppure, da quel blocco, Michelangelo trasse fuori una figura di una bellezza e di una perfezione incredibili. Stai fresco! Sapete da dove viene questa espressione che usiamo per dire che qualcosa non succederà mai? Da Dante Alighieri, il padre della nostra lingua. Nel suo viaggio all'inferno, Dante incontra i peccatori sepolti nel ghiaccio del Cocito e lì li descrive così: là dove i peccatori stanno freschi. Quindi la prossima volta che qualcuno vi dice stai fresco, potete rispondere con una citazione dantesca. Come fare per recuperare tutti gli episodi del Almanacco che avete perso? Nessun problema, ci trovate on demand su YouTube sul canale Sicilia Play. Chi ha detto che per saltare in alto bisogna passare con la pancia sopra l'asticella? Non certo Dick Fosbury, il matto di oggi, che ha rivoluzionato il salto in alto con uno stile assurdo e geniale. 5 anni dopo aver sbattuto la testa contro l'asticella, Dick stupisce il mondo alle Olimpiadi di Città del Messico. Con 2 scarpe di colore diverso, una rincorsa a semicerchio e una torsione della schiena, Dick vola sopra l'asticella, girato al contrario, di schiena. Sembra una follia, ma funziona. Dick vince l'oro e stabilisce il record olimpico a 2,24 m. I critici lo chiamano il pigro saltatore in alto, ma lui non si cura. Ha inventato il First Free Flop, lo stile che conquisterà il 95% dei saltatori. Ci salutiamo con la frase del giorno. Se noi rimandiamo la felicità a quando avremo risolto i nostri problemi o realizzato i nostri obiettivi, il meglio che ci può capitare è che rinunciamo a vivere. Grazie per essere stati con noi anche oggi, vi aspetto domani.